io di Venezia, perché i miei abitavano là, lavoravano là e sono nato là. Dopo 10 anni sono arrivato alla bassa veronese, a Sorgà, e lì vuoi la passione del papà e la mamma, che a casa invitavano sempre amici e facevano da mangiare cose particolari. Ho iniziato il percorso della scuola alberghiera a Bardolino e mi sono innamorato del lago di Garda. Del lago di Garda ci si innamora perché mette tranquillità, secondo me non è come il mare che l'onda ti agita, il lago proprio ti trasmette una pace, il quieto vivere, sì. I sapori sono infiniti qua, perché possiamo partire dall'olio, che siamo nella parte più a nord del mondo dove si produce, ha un'acidità bassissima, al vino, pesce di lago, i formaggi che ci sono da noi, c'è veramente di tutto, trovi tutto. Il lago di Garda è unico perché ha le montagne che lo dominano, che lo sovrastano, che gli danno quella, se abiti qua hai quella sicurezza che sei protetto come dagli effetti atmosferici. Poi soprattutto Garda, che è stata dominata per 4 lustri dai veneziani, ha portato cultura, ha portato lo stesso usare le sarde e metterle in saor, tante cose. Ho letto che addirittura qua arriva, finisce, ma parte da Venezia, il Vinessa, che è un vento che si truffola nelle varie valli per arrivare qua e finisce qua a Garda, nel lago di Garda. Sono un figlio del Vinessa.